Pronto? Buongiorno, parlo con Oscar Di Maio, Sì, sono io, buongiorno. detto Cafone? Sì, il Cafone, il Cafone. Buongiorno, senta, so che ultimamente lei ha pubblicato il video, il titolo Il buchino, giusto? Guardate, allora voi prima di tutto avete chiamato in anonimo e già siete figli a dire che vi ho risposto perché non rispondo a nessuno. Sono presidente delle Educatine. Educatine? Sì. No. Sono, allora, praticamente quelle che fanno il percorso per diventare suore. Ah, mi fa piacere per loro. È pervenuta una denuncia che lei ha pubblicato questo video molto, molto piccante, molto sporco, il buchino. Guardate, diretto, allora, io non lo so se questo è uno scherzo o non è uno scherzo. Nel caso in cui dovesse essere uno scherzo, avete sbagliato proprio a giornata. Perché stamattina un malo tempo già non è partita la macchina e già sono cazzata lì. Questi sono cavoli suoi. Parliamo del buchino, non ci interessa l'auto. Il buchino. No, poi ci arriviamo pure al buchino. Sì. Allora i buchini che fanno le lucandine che si sono lamentati. Non sia molto crudele nel linguaggio, non l'autorizzo a parlare così, ha capito, delle educative. No, ma io non aspetto che mi autorizzate voi, perché perché si sta andando e mi autorizzo da solo. No. Figuratevi quando tengo i cazzi a parte la capa. Prima di tutto non sia sporco nel linguaggio, signor Oscar Di Maio, non sia sporco perché io la ritengo un professionista. Io voglio sapere come cavolo si è permesso di pubblicare questa canzone dal titolo Il buchino. Allora, deve che le educatine sono ignoranti, Non offenda. Ci vogliono pure le educatine, ma il buchino a me a prima mattina. Non si permetta più di dire il buchino a me perché lei mi sta offendendo. Eccola qua, senti. Signora mi facete un Si rende conto di cosa ha cantato in questa canzone? Il buchino. È uno schifo, glielo dico apertamente da Roma, è uno schifo dire questa parola, perché io la ritengo un grande professionista. Lei è Oscar Di Maio, lei viene da una grande famiglia teatrale, lei ha fatto un programma che si chiamava Telecafone, c'era una mitica parola sua che diceva che sta tiene bella niente, e questo voglio dire. Oscar Di Maio, sei vittima di uno scherzo di Savio Cavalli. Magazzi, tu stai chi ne cazzi,